Niente da fare questo figlio. Quante me ne fa? No, non c'è niente di strano, niente di buffo. Sono io e non sono io, vedo un po'. Sì, perché ogni volta, no? Ogni volta che questo figlio mio alza gli occhi per guardare su in alto uno che comanda, che non sia Dio in persona, immancabilmente in quella faccia vede la mia. Sì, il padre, l'autorità. Questi hanno inventato le regole del niente. Andiamo, ma andate a sbattere la faccia più lontano che si può, tanto la botta si sente fino a qua. E il Papa alla fine gli ha aperto, gli ha spalancato le braccia al Gran Matto di Assisi. Io che sono il padre, mai una braccetta, mai una spalancatella di niente. Io questo figliolo mio rigido. Questi hanno inventato le regole del niente. Non vogliamo niente, non ci serve niente, non abbiamo paura di niente. Questi piedi scarsi, così si va in giro. Come paura di niente? Tutti abbiamo paura. Tu, quell'altro, quello che si nasconde, quello che non si nasconde. Ma sei fino da prima di nascere, lì, dentro il ventre della madre. Siamo tutti rannicchiati, coi pugnetti sugli occhi, per paura di dover nascere da un momento all'altro. La vita spaventa. Io per esempio, per dire un attimo, io perché sono diventato ricco? Perché? Per paura di essere povero domani. Mentre ci sta per mettere da parte che resistette. Questi hanno inventato le regole del niente. Ma niente che vuol dire? Niente! Hanno preso un po' di niente, l'hanno impaccato con un po' di niente. Ma che si aspettano dal niente? Gli stupidi. Vanno dicendo tutti fratelli. Ma fratello di che? Di chi? E in che senso fratello? Caino non era un fratello? E dopo Caino tu ti fidi ancora? Ecco il punto. Fidarsi del prossimo. Ed io qua, un mercante come me, con la croste che io dovrei fidarmi? Guarda un po'. Che dici? Il cuore? Ma esiste ancora il cuore di questi tempi? Esiste l'amore? Ecco un'altra che se non la dico schiatta. L'amore, come dice, ama il prossimo tuo come te stesso. Ma di che? Ma di chi? Ma chi l'ha detto? E in che senso poi? Ma se io non amo me stesso, metti caso che mi faccio schifo e non poco, e allora come lo scavalchiamo questa montagnetta? Ma che pretendete? Che io non amo me stesso? Che mi faccio schifo? E gli altri li ami? Comodo. Lo sapete che vi dico? Quando avranno fame, ritorneranno a casa.
braccio, sembra ascoltare la lampada del bottega. Oh, andate via! Via! Niente, sono andati, non se ne vanno. Ciao! Se non gli fai ciò non se ne vanno. E dopo un po' di giorni che pieno succede, che ci sarà da trovare. Se ne scappa uno, me lo mangio io, me lo mangio. Che mi dicevi prima di cosa, che mi dicevi sulla salute del campo di corso dall'anziano, che tutti danno in questo paese per ricordare. Sulla salute, che come diceva, non aveva attaccato il discorso. Aveva detto che non del rondo che andiamo a vedere davanti alla tua bottega. Tu mi hai detto a me. Senti calma. Con calma che c'è una volta l'altra, ti do una gempata dentro gli occhi, ti lascio il buio per te. Tu a me mi avevi detto, andiamo a vedere che tuo figlio sta a spaventare con gli uccelli. Basta così mi sono gli orecchi. E aiutami! Mi stai a dire che lui con gli uccelli si parla? Sì! L'ho sentito io! Merli, trinquelli, torri, le galline no! Quanto mi dispiace per le galline! Come farà a far loro nel secolo a venire che non ha parlato con mio figlio? Lo vedi che signoso che è? Con le galline non si parla, signoso. Lui parla! Ma è come se cinguettasse! Ah sì? Sono stupido. Loro invece cinguettano! Ma è come se parlassero! L'ho sentito io! E non sono né matta né ubriaca! Mi sta bene. Lui ci parla e io li mangio. E gli dice, fratelli! E io mangio a mio fratello, guarda un po'. Sono un cannibale adesso io. La sapevi questo? Tu, vuoi la coscia di fratello? No, perché ci avete sputato su voi, mi fate schifo. Sentilo un po' là, chi mi sta a parlare di schifo? Lo zozzo in persona. Lontanati che puzzi, cenciosa. Senti un po' una cosa. Da là, che state qua ma scritti. Secondo te, il Papa li mangia i torni? No, il Papa no! Ma tu guarda che razza di bestie sceme che doveva mangiare le braccia. Il Papa mangia torni a colazione, a pranzo e pure a cena. È un cannibale come me il Papa. Ma come ne sapete? Chi me l'ha detto voi? Se risaputa da tutti i dintorni, penso un po' chi me l'ha potuto dire. Me l'ha detto, chi me l'ha detto? Ah, la logica. La conosci per caso la logica? No, io sono matta. Ecco, vedi, questa è la logica. Adesso te la sbatti in faccia. Adesso dico io. C'è quel matto del mio figliolo, perché è un matto. Va dicendo dappertutto che merdi, pinguelli, torni, pappa, picci. Sono fratelli, no? Non va dicendo così. E il Papa che il Papa li mangia. Allora quel matto del mio figliolo dà del cannibale al Papa, paro. Dunque è un eretico, è un ribelle. E che aspetta questa gente che comanda a Piedazziti ad incatenarlo? Ad arrestarlo? Quanti danni devi fare tu? Poi si lamenta. Oh, se ha ragione lui, se per caso ha ragione mio figlio, perché che questi torni non si ribellano? Perché queste bernicacce, questi pernici non vanno a Roma in corteo? Perché tutti questi pinguelli, questi pappafichi non invadono San Pietro e non buttano giù dal trono questo grande mangiatore di fratelli? Madonna, mi sto a dire, sta a partire la testa. No, è che io non capisco più niente. Neanche io. Sai che razza di novità che è la tua? Questo figliolo mio che non torna a casa, non si fa trovare, non si fa trovare. Tutti i fratelli va dicendo, tutti tranne io. E quella santa donna di sua madre che piange in francese. Voi la volete bene la vostra moglie? Certo che la voglio bene mia moglie. Ti pare una domanda da farsi al marito? Voi la volete bene la vostra moglie? Ti pare che uno prende moglie per volergli male? Certo che la voglio bene. Ma lui dice che il bene è un'altra cosa. E ci insiste su questo punto. Dice che il bene è un'altra cosa. E allora il bene?
questo momento non trovo le parole. Tu non ti mischiare, sei scemo, lascia stare.